Come si spiega il grosso successo che ha avuto a Chirignago e a Zellarino la lista di Simone Venturini? Il grosso successo è dovuto al fatto che siamo sempre stati nel territorio in questi 5 anni e mezzo. Lo abbiamo sempre detto, l'ascolto dei cittadini è stato motivo trainante per dire che la vicinanza al territorio c'era e c'era tutta. Francesco Tagliapietra è stato confermato presidente della municipalità di Chirignago Zellarino con quasi il 60% dei voti. Fucsia della prima ora, imprenditore, rappresentante del settore trasporti di Confcommercio Ascom Venezia e un fiume in piena su quanto realizzato in questi anni. Interventi sulla viabilità, nuovi parchi pubblici, piste ciclopedonali, rotatorie, il progetto di un museo dell'acqua alla vecchia centrale elettrica della Gazzera. Tantissimi interventi che hanno fatto sì che la gente si accorgesse di cosa realmente si è prodotto nel precedente mandato. Mi viene proprio da dire col cuore, lo abbiamo portato avanti e lo continueremo con grande forza. Come Favaro Mestre, fino al 1926 Chirignago e Zellarino erano comuni autonomi. Oggi formano una municipalità che confina e dialoga coi comuni di Spinea, Martellago, Scorzè e Mogliano Veneto. A differenza di altre zone del comune di Venezia, qui la popolazione cresce e sta per raggiungere i 40.000 abitanti. Da Sigiano, per esempio, c'è una residenzialità che sta aumentando, non solo sulla questione di Via Friedenberg, che è una residenzialità che sta prendendo forma, ma anche sulla nuova residenzialità che c'è in atto e in corso vicino ovviamente al bosco di Asseggiano con 10.000 alberi e che porterà ovviamente nuove famiglie, Che vogliono venire tutti a vivere qui? perché si sta bene. La presenza nei territori, nelle piazze e nei luoghi che sono proprio una propensione per arrivare ad essere, a condividere, a sorridere, ad essere, come dire, vicini ai nostri cittadini. E questo lo vogliamo continuare a fare.